Carbonia! Briganti! La 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 la. 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 Dai! Brava, buona! Sì, questo è bello. C'era fame, cioè, la giocavate nel 4 lire, vi davano le briciole. Questi sono barrosi, se non mi dai toto non vengo. Tanto questo che stiamo dicendo lo va cancellato. No, l'audio si toglie. Al termine della partita di Coppa Italia, la gara di ritorno vinta dalla Carbonia per 4-0, un risultato rotondo, ne parliamo con Enzo Pisano. Ricordiamo che il Carbonia all'andata vinse per 4-2. Come hai visto questa partita, Enzo? La partita diciamo che non è stata eccezionale, anche in virtù del fatto che partivi con un risultato di 4-2, poi sblocchi subito il risultato con Milia, poi raddoppi 2-0, quindi la partita è scivolata senza grosse tensioni da parte del Carbonia, anche se ci sono state delle buone tramme. Ho visto un centrocampo gestito bene da Milia e quindi qualche passo in avanti rispetto a qualche partita forse un po' in cui si saltava spesso il centrocampo. Il Carbonia ha bisogno di questo Milia attuale, ma avrebbe bisogno secondo me anche di un altro centrocampista, anche se mi piace molto Giovagnoli, se fosse utilizzato. Poi al secondo tempo siamo andati subito sul 3-0, poi nella finale il 4-0, quindi la partita è scivolata con una facilità notevole. Chiaramente la Monteponi ha dimostrato, almeno in questa partita, di non essere una grande squadra, ma speriamo comunque che si salvi anche lei. Ecco Enzo, il Carbonia quest'anno è partito con delle ambizioni molto importanti, tornare soprattutto nel calcio a livello regionale nel campionato eccellenza. Secondo te questa squadra ha davvero la qualità per poter accedere al prossimo campionato, oppure bisogna intervenire ancora sul mercato? Credo che le potenzialità del Carbonia siano notevoli. Come dicevo prima, però, secondo me un altro buon centrocampista che mette in campo idee e geometrie serve al Carbonia per poter aspirare a vincere il campionato, perché ha buone potenzialità con degli giocatori. Ho visto questo Mastinung, a me piace moltissimo, che ha delle accelerazioni che a questo livello è difficile vedere in altre squadre. Quindi poi c'è anche l'altro aspetto, che abbiamo un gruppo dirigente alle spalle che da anni non era, come possiamo dire, con le competenze ed organizzazione che vedo in questa squadra, quindi speriamo di risalire i livelli che questa città merita. Ecco Enzo, anche tu sei stato un calciatore del Carbonia Calcio negli anni 70,
Ci sono delle differenze tra il calcio di allora e il calcio di oggi? Ma chiaramente le differenze sono sui ritmi, nel senso che le accelerazioni e la velocità del calcio moderno, chiamiamolo così, odierno, sono sicuramente superiori. Però dal punto di vista tecnico non vedo grosse differenze, nel senso che i giocatori tecnici del nostro periodo farebbero ancora bella figura, e ce ne sono molti anche oggi che hanno doti tecniche del livello che abbiamo avuto noi in quegli anni 70. Insomma, il Carbonia sta andando avanti in Coppa Italia e negli ultimi anni però è stato davvero sfortunato. Speriamo sia la stagione buona. Sì, per 2 volte siamo andati in finale di Coppa Italia e per 2 volte, pur avendo fatto, io le ho viste tutte e 2, partite notevoli ed eccezionali, e non siamo riusciti a prevalere. Speriamo che questa volta sia l'occasione buona per vincere il campionato e per vincere anche la Coppa Italia. Grazie Enzo Pisano. Grazie, arrivederci. Fabio Piras, tecnico del Carbonia, siamo al termine della partita vinta per 4-0 contro la Montepone Iglesias, gara d'andata che è terminata 4-2, insomma un Carbonia che ha surclassato, devo dire la verità, i cugini di Iglesias. Sì, abbiamo fatto una buona partita, abbiamo avuto un buon approccio, cosa che non ci succede sempre, purtroppo. Siamo partiti molto bene, i ragazzi erano ben motivati, li ho visti bene in palla, si inizia a vedere qualcosina, diciamo, dai. Ecco, dopo la bella vittoria contro il Carloforte, insomma, un Carbonia che adesso si appresta ad altre partite importanti, bisogna incamerare punti, no, per l'alta classifica. Sì, adesso bisogna cercare di accelerare anche in campionato. Domenica abbiamo già una partita col Gonos abbastanza difficile, credo che abbiano l'attacco migliore del campionato, hanno già fatto 10 o 9 gol, adesso non ricordo, e quindi è una partita che va presa con le pinze per 1000 motivi, non ultimo il fatto che la peggior partita che abbiamo fatto durante l'anno è sicuramente quella col Villa Massaggia e veniva dopo una partita di Coppa Italia. Quindi bisogna riordinare le forze tutti quanti e domenica bisogna sicuramente puntare a ripetere almeno la partita che abbiamo fatto oggi. Un'ultima domanda, secondo te l'organico ha bisogno ancora di qualche ritocco? No, l'organico è questo, è ottimo e cerchiamo di andare avanti perché secondo me con questo organico si può fare molto bene. Grazie a Fabio Piras e naturalmente buon lavoro. Grazie. Ciao Fabio, grazie mille. Figura, poi ti mando tutto, lo sai, no?